Da 8 posti in terapia intensiva tutti occupati a 14 entro sera, da 21 posti in malattie infettive a 29, anche questo nelle prossime ore. Jesolo complessivamente l'ospedale è pronto a avere fino a 85 posti per chi fosse affetto da coronavirus. Diventa centro di riferimento per il Veneto orientale. In precedenza erano 40 soltanto gli ospiti presenti, i pazienti per riabilitazione fisica e cardiologica. Questa è l'organizzazione in una zona, il Veneto orientale come detto, che ha 76 contagi, erano 34 soltanto 2 giorni fa, 2 deceduti nelle ultime ore, un 87enne e un 83enne, entrambi già pazienti da tempo. Il pronto soccorso resta aperto per appunto servire qui alla zona, ma con il passare delle ore le emergenze che potessero verificarsi, i pazienti ortopedici o cardiologici o oncologici potrebbero essere destinati invece agli ospedali di San Donà e di Portoguaro, sempre come organizzazione locale, mentre Jesolo, come detto, è stato definito di portare tutti i sospetti e i casi appunto di coronavirus, potenziando i numeri a disposizione. Ci sono altri numeri, però sono quelli dei 1000 ospiti delle case di riposo, ospiti e operatori delle case di riposo del Veneto orientale. Secondo quanto è stato detto in conferenza stampa, tutti sono, non si è verificato nessun caso appunto di contagio fino a questo momento, proprio perché sono stati applicati anche misure rigide per gli ospiti e per chi veniva appunto a supportare.